La interrompo un attimo, posso chiedere se è una battaglia di Luca Zaia o è una battaglia anche della Lega? È una battaglia della Lega, è una battaglia del Ma questo è centro-sinistra, del importante, centro-destra. è una cosa che bisogna chiarire. È una battaglia di tutti questa, cioè pensare di non avere le televisioni significa togliere libertà a questo popolo. Cioè veramente, lei bene prima ha detto, gli amministratori sono stati, li abbiamo conosciuti, lo dice anche Gentilini, attraverso la televisione. Però è altrettanto vero che attraverso la televisione si fa solidarietà, si fa informazione, si fa anche attività sociale, no? Magari di intrattenimento di persone sole che sono a casa. Voi tutti siete dei personaggi. Io penso che lei quando va in giro per le strade la fermano, le chiedono, le danno consigli. Il che significa che il mezzo buca, il mezzo serve e noi dobbiamo essere della partita. E guardate che la televisione sono come, ripeto l'esempio di prima, degli americani e della guerra di secessione e quindi tutto quello che è accaduto per non aver più la schiavitù. Cioè, la verità è che togliere la televisione oggi è come togliere la possibilità di leggere e scrivere ai cittadini. Cioè noi non possiamo vietare questo. E poi dobbiamo introdurre il principio per il quale dobbiamo far capire che la TV privata, la TV locale, è una TV che fa un servizio pubblico. Perché non può passare ancora l'idea a livello nazionale che sia la TV delle marchette, che sia la TV della pubblicità senza senso, che sia la TV fatta in casa, nei garage, negli scantinati. Io qui sono in un'azienda che è Antena 3, quanto prima dicevo un centinaio di dipendenti, un'azienda di 35 anni, penso che non abbia nulla da invidiare a molte televisioni nazionali, visto i prodotti e soprattutto visto anche, prima c'era un messaggio intelligente di una signora che diceva ma sarà mica possibile parliamo il canone e la RAI va in ferie 3 mesi? Cioè ci siamo resi conto di questo, che la RAI va in ferie 3 mesi? Che i palinsesti vengono svuotati perché spariscono tutti. Cioè gli italiani non vanno in ferie 3 mesi. Certo. No, infatti è molto bello anche per noi, cioè è il lavoro che abbiamo scelto e quindi ci piace farlo, però ci piace farlo di più quando ci rendiamo conto, e questo ovviamente anche per i giornali, quando capiamo che siamo utili, quando vediamo che la gente telefona in redazione o manda messaggi e chiede alla televisione locale di trovargli un posto di lavoro, significa che si fida della televisione locale e in qualche occasione noi cerchiamo anche di risolvere questo piccolo grande problema del lavoro.